Ecco la ricetta tradizionale per preparare una minestra di pesce sarda. Prima di continuare, iscriviti al canale e clicca sul like. Questa zuppa calda e saporita è perfetta per assaporare i sapori del Mediterraneo, con pesce fresco e ingredienti semplici ma gustosi. Ingredienti: 1 kg di pesce misto per zuppa, triglie, scorfani, merluzzi e o seppie, 300 g di cozze e vongole, opzionale ma aggiunge un tocco di mare, 2 spicchi d'aglio, una cipolla, 2 pomodori maturi o 200 g di passata di pomodoro, una carota, un gambo di sedano, un peperoncino fresco, facoltativo per un po' di piccantezza, un bicchiere di vino bianco secco, 4-5 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 1 litro di brodo di pesce o acqua, prezzemolo fresco tritato, sale e pepe quanto basta. Pulizia del pesce. Pulisci bene tutto il pesce, rimuovendo le teste e le lische principali. Se hai dei molluschi come cozze o vongole, puliscili bene e mettili da parte. 2. Preparazione del soffritto. In una casseruola capiente, scalda l'olio d'oliva a fuoco medio. Aggiungere l'aglio e la cipolla tritati finemente e soffriggere fino a doratura. Poi aggiungere i pesci, con acqua, facendo attenzione a non bruciarli. 3. Spegni il fuoco e lascia riposare la minestra di pesce per 10-15 minuti. Questo breve riposo aiuterà a intensificare i sapori e permetterà al pesce di completare la cottura dolcemente nel brodo caldo.